Ancora troppi giudizi e pregiudizi. Nonostante in Veneto le imprese agricole al femminile siano quasi 95.000 su 480, l'accesso al credito è sempre più difficile. Questo vale per chi va in banca, ma anche per chi dialoga con gli enti pubblici. È il caso dei finanziamenti del piano di sviluppo rurale. Su questo fronte l'associazione Donne in Campo chiede impegni chiari alla Regione. Il PSR è un piccolo traguardo che dovremmo attuare. Nelle altre regioni ci sono proprio dei punteggi in più per le donne che lo richiedono. Invece noi attualmente non abbiamo nessun punteggio in più, anzi abbiamo anche delle problematiche in quanto la donna, soprattutto perché la donna lavoratrice non è solo donna lavoratrice ma anche mamma e figlia. E per i giovani imprenditori c'è anche un secondo problema, già oggetto di una trattativa in Regione, quello della disponibilità dei terreni. Accedere ai terreni, che per noi agricoltori è fondamentale, perché noi agricoltori senza terreno non facciamo attività agricola. Da qui l'incontro a Venezia con Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per parlare di finanza agevolata e start-up. Oggi la tematica non sono le idee nel fare impresa, ma è come finanziare l'impresa. E c'è chi ce l'ha fatta, come Cristina, imprenditrice a Meolo, che ha trasformato il terreno di famiglia da seminativo a viticolo, una scelta azzeccata. Con i miei fratelli abbiamo preso la situazione in mano, e abbiamo deciso di cambiare completamente il tipo di produttività. Siamo contenti della scelta che abbiamo fatto.